sa le saluti, perché noi siamo fortunati, perché se tu ti ammali, chi è che c'è vicino a te che ti accompagna da chi? La mamma ti accompagna da chi? Da un medico, lo vedi a destra tua là, ma non è un medico. Allora, in Italia, nel Veneto, siamo molto fortunati e dobbiamo ringraziare anche il buon Dio perché abbiamo i medici. Ecco, richiamare anche il fatto che ci sono paesi dove i medici non ci sono purtroppo. E allora vogliamo aiutare anche loro e pensare anche a loro, è vero? Questa ve la dico perché è una bellissima cosa che abbiamo fatto. C'è la convinzione che in Africa c'è molto caldo, d'accordo, però è caldo fino a un certo punto, di notte per esempio non è così caldo. I bambini piccoli, una volta nati, i primi 6 mesi, è importante dare loro 2 cose, l'allattamento al seno, poi scaldare il bambino, che se tu copri il bambino, soprattutto nelle estremità, quindi il cappellino di lana e i penini, va bene, abbiamo dimostrato con il Dipartimento di Pediatria di Padova che riduci la mortalità neonatale del 20%, con strumenti piccolissimi così. Direttore, ci troviamo all'interno del traino della salute, di cosa si tratta? Si tratta di una pregevole iniziativa che vuole promuovere stili di vita sani, vuole promuovere la prevenzione, l'attenzione sin dai primi giorni di vita del neonato ed è un'iniziativa promossa da QEM, questa grande organizzazione capace di sviluppare idee progettuali molto importanti che vuole promuovere un'azione di sostegno e di promozione alla salute dei meno fortunati, grazie alla Regione Veneto che attraverso le sue aziende ULSS ha partecipato a questa iniziativa su un treno che simbolicamente vuole attaccare al treno della salute del Veneto, attaccare anche le carrozze degli ultimi. Quali servizi ci saranno per i cittadini che si recheranno qua nel treno della salute? Ci saranno dai laboratori per i bambini, veniamo in questa carrozza per una corretta alimentazione a chilometri zero, fino alla prevenzione degli adulti, alla prevenzione cardiologica, agli screening. Quindi l'opportunità è un'occasione, attraversando i vagoni, di ripercorrere quelle che sono le tappe fondamentali di una corretta e sana vita.